Buonasera, benvenuti a tutti. A nome dell'Istituto Veneto, del suo presidente, del nuovo cancelliere e anche della Vela e del suo presidente e del direttore artistico del Carnevale, insomma ho vari ruoli, li riassumo rapidamente e vi do il benvenuto. Questo incontro con Franco Fontana praticamente inaugura, anche se l'inaugurazione della mostra è stata fatta ieri, inaugura in pratica sia il Carnevale che al pubblico la mostra di Fontana Full Color. E l'incontro che abbiamo pensato sia con i curatori del Carnevale, di cui mi occupo della parte cinematografica, e ogni anno cerco di organizzare qui all'Istituto Veneto un incontro con una figura rappresentativa nel campo dello spettacolo o delle arti. Quest'anno, gli altri anni pensavo io alla persona. Quest'anno, per una serie di coincidenze fortunate, la mostra c'era, l'ospite c'era, quindi non ho dovuto neppure invitarlo e naturalmente ero felicissimo di sapere che la mostra si inaugurava il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Vi dirò poi perché mi piaceva anche la coincidenza, e Franco Fontana avesse questo omaggio a Venezia, il primo grande e importante omaggio che la città dedica a uno, lo dico senza enfasi così, ma uno dei più grandi fotografi internazionali del dopoguerra. Diciamola così, en passant. Lo dice lui. Lo dico io, me ne assumo le responsabilità, anche se poi non sono uno storico della fotografia, sono storico del cinema che ogni tanto va a curiosare nella fotografia. E devo dire, ho trovato qui negli ultimi anni, in un programma che cerco di portare avanti da alcuni anni sul cinema nel Veneto, sul mito nel cinema, anche una strada molto aperta, mi sembra molto feconda e carica di promesse per il futuro sulla fotografia. Per cui questo incontro con Franco Fontana è anche un modo di dirgli grazie per questa straordinaria carriera di oltre 50 anni, cominciata come un po' tutti quelli che hanno, grandi fotografi italiani, hanno seguito un po' lo stesso iter di inizio da fotoamatori, ma molto presto, come potete vedere da alcune foto del 61 inserite in questa mostra, subito Fontana ha messo in mostra le sue caratteristiche. La mostra è stata curata da Denis Curti e devo dire, come sapete, in contemporanea ci sono due mostre importanti a Venezia, questa di Fontana e quella di Salgado, cioè due grandissime personalità che confluiscono a Venezia nello stesso periodo. Questo ci fa sperare bene, speriamo nel successo di queste mostre, ma speriamo che questo serva veramente da traino per progetti ambiziosi per il futuro, anche di realtà locali che però non hanno uno spirito provincialistico. Grazie appunto al lavoro di Denis Curti, dei Treoci di questi ultimi anni, appunto la fotografia passa per Venezia e diventa di nuovo uno dei meridiani importanti della fotografia. Pochi dati
rapidi tanto per orientarci su Franco Fontana. 400 mostre, una quarantina di libri, anche, prima non sapevo come dire, ha avuto una laurea honoris causa, non so come si chiami, dottore honoris causa, se mi rivolgo a te, non lo so, pur avendo fatto una carriera accademica, riconoscimenti in tutto il mondo, sue opere presenti nei grandi musei del mondo, da New York a Los Angeles, San Francisco, San Paolo, a Parigi, al Victoria and Albert. Il riconoscimento è stato molto rapido, e abbastanza unanime, senza... Lui ha delle caratteristiche, poi credo che il curatore ci dirà meglio, e poi spero noi faremo delle domande e lui risponderà dopo, ma lui ha delle caratteristiche non tecniche, ma che ne fanno appunto la persona giusta per inaugurare la mostra il giorno di San Valentino. Lui mette in tutte le sue fotografie come valore aggiunto, ma anche come dimensione, un senso di amore, di fusione con l'oggetto, di vibrazioni, come dire, dei neuroni specchio con l'oggetto che sta guardando, che ben pochi fotografi, almeno che io conosca, ti trasmettono con la stessa forza. Devo essere grato a Denis Curti anche per come ha costruito questa mostra a insiemi, ogni stanza è un insieme coerente, ma poi, come vedrete vedendo la mostra, c'è proprio come un DNA che accompagna tutto questo percorso, che rimane coerente ma poi è sempre diverso, come se ci fosse una ricerca continua, e come se lui fosse capace di non di vedere le cose, ma di cercare l'anima delle cose, di vedere in un modo particolare. Mi è venuto in mente che i greci, per definire il vedere, usavano ben una ventina di verbi. Quali sono i verbi giusti per definire il modo di guardare? Anche i latini avevano un bel po' di verbi, che vanno dal mirare al mostrare, allo spettare, al videre. Sono verbi molto diversi. In lui il verbo che mi sembra più giusto, ma poi ce n'è tanti, è l'idein, il vedere con qualcosa che c'è dentro, vedere nella forma e nell'anima, cercare di vedere cioè vedere con quello che hai dentro tu. Credo che questo sia... Ma per vedere basta aprire gli occhi, certo, del cuore, del pensiero. Gli occhi e quindi idein è proprio uno dei verbi più giusti per definire i modi di vedere, modi che non vogliono rubare l'oggetto, hanno un tempo, come bisogno di un tempo, di uno slow photography, come si può definire, un modo di sentire i momenti giusti per cogliere l'anima del proprio oggetto. Un'altra cosa che, oltre all'amore, alla capacità particolare di vedere, è che da subito, rispetto anche ai suoi coetanei, rispetto ai fotografi che avevano accompagnato la fotografia italiana del dopoguerra, lui sembra non avvertire il bisogno di avere cordoni ombelicali col neorealismo. Non c'è
legame col neorealismo, difficile trovarlo, non sono riuscito per quanto mi sia... È proprio, mentre da storico del cinema dico sempre i registi italiani sono gli unici registi al mondo che non riescono a tagliare questo cordone ombelicale, tuttora lo vedi, lo senti, mentre Fontana come fotografo non ha, da subito respira un'aria, vede appunto, ha bisogno di non denunciare niente, di sentire appunto con se stesso, con parti interne, con le sue radici, sentire le concordanze tra ciò che ha dentro e ciò che vede, captare un passaggio di una nuvola in quel momento, accarezzare i colori della luce del sole che si stendono su un campo di grano. C'è una presenza dell'uomo, un'assenza dell'uomo nelle sue fotografie straordinarie, ma non c'è denuncia, non c'è storia sociale, non c'è specchio dell'Italia, c'è una storia che una storia che puoi vedere, c'è una storia di uomini, i campi sono arati, oppure vedi il colore del grano, vedi, ma senti anche delle dimensioni grandi, l'infinito nelle sue foto sul mare, capta dei momenti straordinari in cui la luce se ne va, o c'è un tramonto in cui una nuvola offusca questo sole che sembra esplodere, una nuvola nera, e appunto quell'immagine in cui i colori, c'è un equilibrio di colori nell'alba, quelle vibrazioni di colore, ti fanno anche sentire, ci sono delle sue foto in cui il silenzio, che la sua contemplazione si anima di rumori, di vento che passa, di frusciare di qualcosa. Appunto non c'è né grido né denuncia, né anche l'uomo fino a un certo momento sono ombre. Poi a un certo momento, appunto, se avete visto la mostra, avete visto il momento delle fontane, si passa, come dire, dalla fisica piana alla fisica solida. Ci sono dei corpi che vengono fuori dall'acqua con tutta la loro... Per molte foto non abbiamo visto le profondità e di colpo invece sentiamo la materialità della carne e la sentiamo anche fino all'ultima fase, all'ultimo capitolo di questo percorso, che mi sembra straordinario. Una cosa che ricordavo, insomma, che andando nelle prime stanze così, mi è venuto in mente quanto diceva Renoir figlio a proposito del padre. Diceva: ses yeux voyaient tout, il voyait surtout l'invisible, che è esattamente quello che quando hanno chiesto a Art Basel, a Fontana, gli hanno detto di una cosa, una sintesi, e lui ha detto l'arte deve rendere visibile l'invisibile, che è un buon proposito, non così facile, non così banale, però la sensazione che provi è proprio questa percorrendo il suo visibile, e trovi anche che si è posto il problema di superare la gamma dei 7 colori conosciuti. I colori sono infiniti, le gamme di colore sono infinite. C'è una stanza in cui i blu, ho cercato di contarli, poi ho smesso. Insomma. Devo dire, la sua opera ti comunica il senso di una felicità costante, di un essere al mondo pienamente felice, non ci sono ombre,
non ci sono momenti di tristezza, forse certe figure solitarie in America, però anche se poi ci sono le evocazioni di opere, eccetera, non c'è questo senso di disperazione. Queste figure sono misure dello spazio. Volevo appunto ringraziarlo per tutto questo, ringraziare Curti per questa magnifica e anche voi per essere venuti così a donarci il loro tempo, che è la ricchezza dell'uomo. Sì. Passo la parola a Dennis. Non a me, a lui. A me. Sì, perché dovete dire tutto e così io non dico più niente. Vi risparmiamo tempo che è denaro. Bene, grazie. Grazie all'Istituto Veneto e insomma al professor Brunetta per questa introduzione. Io volevo così ancora ringraziare Giovanna Palandri che ci ha dato, appunto, come dicevo ieri, l'occasione di fare questa presentazione anche dopo l'inaugurazione e di essere presenti appunto nel programma del Carnevale, insomma, che è un evento così importante in questa città e quindi che ci darà sicuramente la possibilità di far conoscere ancora meglio la nostra iniziativa. Io volevo partire molto velocemente con una descrizione della mostra, forse alcuni di voi non l'hanno ancora vista e magari hanno piacere di visitarla subito dopo. Ieri abbiamo fatto una presentazione così in piedi, veramente molto molto veloce. Intanto voglio dire subito che non è una mostra sviluppata con un andamento cronologico. All'inizio, quando abbiamo cominciato a lavorare con Franco, avevamo addirittura pensato di intitolarla 50 anni di fotografia a colori, che poi in realtà questo titolo l'ho tenuto io per il mio testo introduttivo, poi appunto abbiamo cambiato ed è diventato Full Color. Ci sembrava un titolo più così più affascinante, più breve, che potesse far capire meglio il tutto. Abbiamo, diciamo, tenuto conto invece dei periodi, no, di lavoro, di produzione di Franco, perché l'andamento cronologico avrebbe probabilmente creato qualche incongruenza e qualche incomprensione. E quindi, diciamo, noi apriamo con questa stanza, che è la prima, appunto, il salone d'ingresso, con questa sui paesaggi, e anche qui quindi trovate delle fotografie degli esordi degli anni 60, così come delle fotografie recenti, perché poi Franco non ha mai smesso di fotografare il paesaggio, è rimasta una costante, uno dei suoi grandi interessi. E poi abbiamo diciamo, la stanza del mare, la stanza del paesaggio finisce in quella del mare, e quindi appunto, come hai citato anche tu, no, quel soggetto diventa il mare, e dal mare andiamo agli asfalti, io vi do così giusto i titoli, e poi passiamo alle luci americane, sorpresi nelle luci americane, un titolo suggerito da Franco Vaccari, come ricordi anche tu nel documentario che proiettiamo, per passare poi a presenza-assenza. In questi due capitoli, nelle luci americane in presenza-assenza, per la prima volta compare la figura umana nelle fotografie di Franco, e arriviamo poi alle piscine, che già citate prima dal professor Brunetta, dove appunto anche qua l'elemento umano è la forza principale delle fotografie, e chiudiamo con una sezione che in questo caso risponde ad una cronologia professionale di Franco, che sono diciamo Staglieno, dedicata alle sculture del cimitero di Staglieno, ed è un lavoro molto, molto recente, che è stato anche poi un libro, e diventerà una mostra tematica proprio a Genova. Bene, questo giusto per darvi una mappatura della mostra. Abbiamo messo in scena 130 fotografie, alcune di queste di formato gigante, altre diciamo più piccole, e tutte provenienti da collezioni diverse, con materiali diversi, anche perché, e questa è una caratteristica della produzione di Franco Fontana, lui comincia naturalmente con l'analogico, quello era a disposizione, quindi comincia con le pellicole, con le diapositive, per passare poi al digitale, ma anche le stampe. Io vi prego di fare attenzione alla mostra su questo
tema troverete materiali diversi, troverete proprio stampe di assecche, troverete delle stampe diciamo su carta colori, però è veramente molto importante perché la qualità, per esempio, delle prime fotografie di questi ingrandimenti fatti in Puglia sono tratte dalle diapositive, ancora insomma dalle pellicole a colori. Quello che mi preme sottolineare del lavoro di Franco Fontana, forse alcuni di voi hanno visto lo speciale che è uscito proprio l'altro giorno sul Corriere della Sera, che ha dedicato 2 pagine molto intense e approfondite al lavoro di Franco Fontana, e dice: una grande retrospettiva celebra un personaggio anomalo nel panorama della fotografia, dominata in passato da maestri del bianco e nero, e che ha acquistato una fama mondiale. Qui sta un po', diciamo, la grande contraddizione di questo paese, non di Franco Fontana, perché, come dire, lui negli anni 60 sceglie di lavorare a colori, facendo una scelta di campo. Se fossimo, diciamo, in un consesso aziendale, diremmo di marketing, sceglie un posizionamento, sceglie un prodotto, no? E decide di lavorare a colori, in un momento in cui tutti quanti lavorano in bianco e nero. La fotografia artistica, la fotografia di ricerca, la fotografia impegnata è in bianco e nero. Il colore è riservato ai matrimonialisti, è riservato alla famiglia, è riservato ai quei famosi rullini che la Kodak definiva a 4 stagioni, perché in un rullino solo ci stavano le vacanze di Natale, la Pasqua, il compleanno e forse anche qualche scatto per le vacanze estive, no? Invece Franco sfida il mondo della fotografia. Il giornale qua dice, lo fa dire a me, ahimè, dice: sfidò la tradizione bressoniana della Magnum, che non ammetteva le sperimentazioni cromatiche, no? Ecco, questo è un po' il cuore, il punto di partenza, una scelta, la dichiarazione di un punto di vista che Franco Fontana non abbandonerà mai. E su questo, come dire, costruisce il suo successo, la sua fama, ma, come dire, registra anche la fatica, no, di tutto questo. Se Franco Fontana con queste stesse fotografie fosse nato in America, come dire, la storia sarebbe stata completamente diversa. Negli stessi anni ci sono dei personaggi strepitosi, Eggleston per fare un nome, e abbiamo un curatore che poi era il curatore del MoMA, Zarkowski, che fa una dichiarazione importante, perché dice che negli anni 60, quando Eggleston fa quella famosa fotografia del triciclo, non so se ve la ricordate, di un bambino, e fa una dichiarazione fortemente provocatoria e dice: con questa fotografia è nata la fotografia a colori, che è evidentemente, come dire, una provocazione. La fotografia a colori era nata decenni prima, ma la fotografia a colori in quel modo significa sottolineare il tema della grande consapevolezza, che è quello che accomuna Franco Fontana, cioè che cosa significa vedere con la fotografia a colori sul fronte autoriale. Dove il colore non rimane un oggetto ma diventa un soggetto. Esatto, dove proprio la riflessione è sul tema del colore. Allora, diciamo, mi piace ricordare, ieri sera un grande amico di Franco, naturalmente anche mio, Ferdinando Scianna, ci ha fatto l'onore di venire all'inaugurazione e poi di cenare con noi. E Ferdinando Scianna è il prototipo del fotografo in bianco e nero, come dire, appartenente alla Magnum, è stato il primo italiano a entrare nella Magnum, ci sta da 30 anni credo ormai, sì. Eppure ha, come dire, una stima infinita nei confronti della produzione di Franco Fontana, no? E a un certo punto, in un'intervista addirittura del 2012 sul tema della bellezza, sul tema dell'estetica, il giornalista gli chiede: ma è possibile provare a ragionare facendo dei paragoni, no, di ragionare sulla fotografia facendo dei paragoni con i libri, e quindi distinguere i libri in belli e brutti? Invece che distinguerli in belli e brutti, bisognerebbe distinguerli tra necessari e superflui. E Ferdinando, scusate ve lo leggo,
risponde così, dice: io concordo in pieno, le dirò di più, non me ne frega niente della bella fotografia, mi preme capire se è buona, se corrisponde al suo scopo, non in termini immediatamente strumentali, altrimenti si trasforma in propaganda, illustrazione, documentazione, ma valutando la sua corrispondenza a un'autentica urgenza interiore e dunque se si esprime secondo criteri estetici tali per cui quell'urgenza, quella necessità si fa forma, quindi si fa soggetto, con un'aggiunta fondamentale. Sa perché mi irrito così tanto quanto sento giudicare le fotografie come fossero quadri? Perché la natura specifica della fotografia, e in questo risiede la sua straordinaria, gigantesca rivoluzione, è che per la prima volta non dà conto di un'immagine fatta dall'uomo, ma trovata dall'uomo. E guardate che queste parole sono fondamentali per capire la fotografia di Franco Fontana. È trovata, non fatta dall'uomo, nella realtà e nel mondo. Se dunque si paragona la fotografia alla pittura, si finisce per togliere alla prima gran parte della sua ragion d'essere. Ecco perché la bella fotografia che decora la parete di un ufficio, del direttore di una banca, mi interessa davvero molto poco. Io dico questo perché quando voi andrete a visitare la mostra, inevitabilmente, di questo ne parlavo col professor Brunetta, sentirete l'influsso estetico e culturale della pittura. Quando sarete sorpresi nelle luci americane, non potete non pensare a Hopper. Non potete, perché, come dire, è evidente. Quando sarete nella stanza di presenza-assenze, direte: ma forse andava all'asilo con Mondrian, Franco Fontana, perché il riferimento a questo straordinario pittore è evidente. Allora qua però la cosa importante da specificare è che Fontana lavora a togliere, non lavora ad aggiungere, lavora in una logica di sottrazione continua con le sue fotografie. Capisce esattamente qual è la differenza tra il vedere, il guardare con gli occhi e il vedere fotografico. Capisce che la fotografia possiede uno specifico linguaggio e quindi lui riesce, da questo punto di vista è un po' come un supereroe dotato di una capacità immediata di sintesi, lui quelle robe lì le vede e quindi le fotografa perché conosce il linguaggio della fotografia e quindi riesce a realizzare delle immagini che nella realtà non esistono. Se noi ci alleniamo anni e anni come un atleta che deve correre i 100 metri, le cose che vede Fontana noi non le vediamo perché sono diventate delle fotografie che Franco ha deciso di fare e di proporci. Quindi per me è importante sottolineare che Franco Fontana, come dire, nasce in una Modena ricca e vitale dal punto di vista dell'arte e che lui quel mondo lì lo frequenta, che è amico di Franco Vaccari, che è stato amico di Luigi Ghirri, addirittura vicini di casa eravate, no? E che il giovane allora Olivo Barbieri girava dalle tue parti, una regione che ha veramente dato moltissimo alla fotografia, Nino Migliori a pochissima distanza e se ne potrebbero citare molti altri. E quindi è naturale che la sua fotografia risente, come dire, a caduta immediata di quello che è una cultura, come dire, però alla portata di tutti, ricordandoci appunto dello specifico fotografico. Ancora Scianna, quando il giornalista gli chiede se è possibile definire la bellezza secondo dei criteri prestabiliti, e lui risponde: il mio diciamo, punto di riferimento rimane Cartier-Bresson, perché afferma che fotografare significa mettere sulla stessa linea di mira l'occhio, la mente e il cuore. E Franco aggiunge:
Voi vi illudete di fare le fotografie con la macchina fotografica e di solito si picchia la mano in testa dicendo voi le fate con la mente, ed è per questo che, come dire, cerca di sminuire tutti gli aspetti tecnici e tecnologici. Non è importante la macchina fotografica. Ieri mi diceva: se io schiaccio il tasto menu della mia macchina digitale mi perdo, non riesco più a muovermi, no? Quello che mi interessa è l'aspetto progettuale. E poi va avanti il nostro amico Ferdinando e dice: resta da capire se può essere condiviso il senso della bellezza, perché può essere racchiusa in una montagna di legna ben impilata, in un quadro di Paolo Uccello o nel gesto di un bambino. Acquista senso e forza soltanto se entra a far parte di un sistema di relazioni in cui la soggettività cerca di trovare qualche forma di armonia con il mondo. Quindi Ferdinando ci sta dicendo che è molto interessato a quelle fotografie che sanno creare delle relazioni con il mondo, che sanno commuoverci. Allora io concordo pienamente con la visione del professor Brunetti. Dice: queste fotografie finalmente, come dire, nulla hanno a che fare con il neorealismo, ma non perché detestiamo il neorealismo, semplicemente perché non hanno a che fare, ma sono fotografie, e io vi prego di guardarle con questi occhiali, capaci di creare delle relazioni con il mondo. Sono fotografie capaci di trasmettere, di veicolare e di contenere un sentimento, che è un sentimento che ha a che fare con la leggerezza, con l'amore, con il senso profondo di amore per la vita che Franco tutti i giorni si ricorda, come dire, di annotare e di comunicare a tutti i suoi amici. È per questo che quelle fotografie che vedrete in mostra sono capaci di penetrare, come dire, dentro al nostro spirito e di arrivare direttamente al cuore, perché sanno costruire una relazione con il mondo. Grazie. Io aggiungo una cosa. Prego. L'insieme delle cose cinematografiche e fotografiche che ho pensato si chiama microcosmi. Ho cercato quest'anno di mettere insieme 12-13 film in cui ci sia proprio la capacità di col cinema di costruire mondi, e quindi va benissimo avere in apertura Franco Fontana perché è un creatore di mondi. Sono vere e proprie cosmogonie. Ti trovi di fronte a una sua fotografia e hai l'impressione che dal microcosmo, insomma, tu respiri cosmi molto più grandi. Scusate. No, ma avete detto tanto, cosa volete che vi racconti io? No, ma qualcosa lo racconto con le fotografie. Sai, io non sono un fine dicitore, no? Posso dirvi che quello che vedete è quello che io esprimo, è quello che cerco così, con la mia conoscenza e la mia riflessione, capisci? Senza quello, se non c'è coscienza e riflessione di quello che fai, capisci? Che vuol dire capire l'interno per poter trasmettere l'esterno. Usi l'esterno per autenticare quello che tu vedi, quello che tu interpreti, il paesaggio e l'autoritratto che si fa attraverso di me. Io divento il paesaggio e l'autoritratto lo ritrasmetto nel miglior modo possibile. Sì, non si può guardare una cosa, un albero, come se fosse solo un albero, perché si tradirebbe la natura e la verità delle cose. Bisogna diventare l'albero per parlare dell'albero, metaforicamente parlando. E io cerco sempre di vivere visceralmente quello che vedo, quello che sento, quello che... Sì, difatti non faccio il professionista, no? Per me la vita non è una professione, è stata quella che è la realtà della mia vita, la mia qualità, è quella che mi ha dato la gioia di vivere e di non morire dicendo ma non ho vissuto. No, io ho vissuto e la vivo tutta, nel rischio e non nella sicurezza. E continuo a vivere, continuo a rimuovere tutto su tutto, e la fotografia è comunque sempre un pretesto. Sono l'ultimo lavoro che ho fatto, che qui non c'è perché uscirà un libro fra 2 mesi, l'ho fatto sui disabili. I disabili non sono mica le belle figliole che sfilano per Miss Italia. Ma dato che la fotografia è un pretesto, io ho fotografato i disabili con la loro bellezza disarmonica, tra virgolette.
Un lavoro straordinario è venuto fuori, perché sembra dei quadri d'autore, sembra tutta una gestione di queste persone che si muovono, no? La notte prima di andare a fare queste fotografie ho dormito niente, perché dico cosa fotografo? Cosa fotografo? Perché tutti si pretendono, no, il maestro, che maestro? Voglio rimanere un allieve tutta la vita, perché il giorno che sei maestro chiudi la porta e ti inquini definitivamente. Bisogna sempre disinquinarsi. Difatti io i corsi di fotografia li faccio perché andando a insegnare imparo, sono là come allievo anch'io. Perché la conoscenza è come l'orizzonte, tu ci corri sempre dietro e non ci arrivi mai e continui a camminare verso la tua conoscenza. E poi un bel giorno tutto finisce, perché l'ironia della vita è che il biglietto è di sola andata, quindi godetelo finché potete. Al di là di quello, sì. Cioè, no. E cosa volevo dire? Poi mi dimentico, vedi ormai. Sì, insomma, diciamo che cerco sempre di tradurre il guardare con il vedere, e c'è una grossa differenza tra guardare e vedere, no? E di esprimermi, cioè di esprimermi in un'identità, perché alla fine non è quello che fai, è come lo fai, no? Comunque, sempre. Allora, il come fare vuole dire che tu puoi fare lo spazzino e diventare il re degli spazzini, no? Tu puoi diventare il re di Francia, non lo sai fare, ti tagliano la testa. Quindi non mi interessa quello che fate, è quello che fate, prendere coscienza di quello che si fa, vivere di quello che si fa, e la gioia te lo dà questo esprimerti in qualsiasi cosa tu faccia. Difatti ognuno conta per uno, io per primo conto per uno, non conto per tutti. E allora la gioia che posso avere è essere corrisposto in quello che posso dare attraverso l'immagine, e uno corrisponde una gioia nel vedere l'immagine, gli stringo la mano e l'abbraccio. È una specie di rapporto. Io per esempio sono felice che ci siate tutti voi qua, perché mi state donando tempo, che nessuna banca rifonde tempo, e quindi siete qui ad ascoltarmi, e così, poi vi piace o non vi piace, però comunque mi state dedicando il vostro tempo e io corrispondo dedicando il mio. Difatti, dato che vivo anche di ricordi, perché i ricordi di gioia producono gioia gratis tutta la vita, adesso vi faccio una fotografia per ricordarvi. Sorridete tutti, Sì. Siamo tutti amici, cari. E poi cercate sempre nella vita di scoprire quello che siete voi, non quello che vi insegnano gli altri. Gli insegnanti vi insegnano a fare quello che sanno fare loro. Se uno di voi fa un corso di fotografia con me, non è un corso di fotografia, è un corso, tra virgolette, di vita. Io sono là, se voi vedete i cataloghi di quelli di Franco Fontana che fanno mostre un po' a destra e un po' a sinistra, non c'è un fontanino. Cosa vado là a fare? Non vado là a fare l'insegnante, non c'è un fontanino, è quello che gli devo far capire sempre, capisci? Tu ti chiami Giovanni Montanari e te devi diventare Giovanni Montanari, e per diventare Giovanni Montanari devi prendere coscienza che prima di diventare devi essere. Essere vuol dire quello che sei. Vuoi diventare Napoleone o sei Napoleone, se no vai al manicomio pieno di Napoleoni. Quindi cosa fai? Non bisogna fare i travestiti tutta la vita, no? Perché tutti fanno le foto delle foto. Vabbè, niente. Non dobbiamo guardare via col vento adesso. Guardiamo, no. Se vi fa piacere adesso... L'ho visto 20 volte, mi addormento. No, ma vi facciamo vedere soltanto il trailer, se siete d'accordo, anche perché poi il film è in mostra e chi vuole... Però mi sembrava opportuno vedere solo il trailer, insomma i punti il trailer più significativi. Dopodiché magari io e il professor Brunetta avevamo piacere di fare magari ancora qualche domanda a Napoleone e poi ci farebbe piacere magari ascoltare qualche domanda dal pubblico. Quando finiamo di qua, chi ne ha piacere può salire in mostra e io e Franco proveremo a fare una visita guidata. Questo mi pare che sia il programma. Chiedo conferma alla regia.
Sì, facciamo la visita guidata, ma non chiedetemi che cosa vuol dire questa cosa o quest'altro, questa foto, perché No. alla fine di tutto ognuno capisce solo quello che sa. Cosa ti vengo a spiegare? Bene, vuoi cominciare tu, come preferisci? Una delle affermazioni che avevo trovato nelle dichiarazioni di Fontana è sempre, diciamo, in una frontiera avanzata, si trova appunto non solo rispetto a se stesso, ma anche per cui nel passaggio al digitale lui dice la pellicola è archeologia, la lasciamo ai pensionati. Quindi ai talebani. Siamo già... Io devo dire un po' di nostalgia per la pellicola infiammabile, per il film muto, visto una parte non piccola della mia vita, l'ho dedicato, però capisco tutti i vantaggi della cosa. Vuoi raccontarci tu, quando hai fatto il passaggio, che vantaggi hai visto subito e come... No, i vantaggi ho visto subito, vantaggi di economia, di tempo e di tutto, e di risparmio, soprattutto di risparmio. Ma la pellicola, l'unica, feticisticamente parlando, diciamo la pellicola, quando uno mi chiede, le foto che vedete là è tutta pellicola, perché è tutta roba di 20-30 anni fa. Allora, la pellicola è il testimone, è il manoscritto. Fammi vedere la foto di Praga, l'originale. È lì, si può toccare con le mani. Fammi vedere le ultime foto degli originali. Gli originali sono virtuali, no? È digitale. L'originale è quando tu stampi. Qui non esiste un originale, esiste un originale virtuale. Ma vabbè, ma cosa c'entra? Alla fine è quello che vedi, quello che conta, no? Il progresso debutta sempre come una bestemmia. Io qui o là mi ricordo quando venne fuori i primi obiettivi che mettevano a fuoco digitalmente. Oh, per l'amor di Dio, io ancora prendo le mie misure. Sì, sulla Luna ci sono andate facendo i conti con la matita. Beh, vabbè, ma ben venga, ma vi rendete conto che l'ultimo lavoro che ho fatto in pellicola in America, la Route 66, la strada americana, no? Col testo di Valerio Massimo Manfredi, sono andato via con 300 Kodachrome. E poi dovevo aspettare 20 giorni prima di vederli, no? Quando tornavi, vedevi... Io quando ho fatto col primo digitale, quando è arrivato ai 8 milioni di pixel quella, no? Io tutte le sere facevo la pulizia via gli scheletri dagli armadi, e quindi risparmio di tempo, risparmio di denaro. Te fai una foto, guardi, troppo scura, troppo chiara, fai una foto 100 ASA, una 2000 ASA, quell'altra dopo... Beh, ma ve ne rendete conto? Il risparmio di tempo e soprattutto di denaro, più tempo e anche denaro. Quindi per me il digitale sia il benvenuto. Sì, vera fotografia è quella che tu vedi. Poi non chiedetevi mai come ha fatto a farla, chiedete voi uno scultore come ha fatto fare la scultura o il pittore che pennelli ha usato, come hai fatto fare la foto, ma che cazzo te ne frega? Cioè, ma chiedimi il perché l'ho fatta, no? I significati, il pensiero, perché sono foto di pensiero, sono foto... I francesi hanno usato una mia immagine per la diffusione del pensiero francese in tutte le ambasciate del mondo, i francesi che hanno le donne più buone, più belle, il pane più buono, i letterati più famosi, no? Però i francesi hanno una coscienza delle cose e ti danno una specie di imprimato. Io dalla Francia ho avuto molto più soddisfazione che in Nemo Profeta in Patria. E hanno fatto questo, per la diffusione del pensiero francese, una foto di un paesaggio italiano fra l'altro, ma è un archetipo di paesaggio a 360 gradi, io posso dire l'ho fatto lì, ma potrei dire l'ho fatto là o lì o là, capisci? Un paesaggio di pensiero, fine, e quindi il pensiero è infinito, è così esoterico, è immaginario, è tutto quello che è, non documenta niente, documenta la musica, cosa documenta? Mi ha fatto piacere l'altra sera, non so, una che insegna musica, non so da quelle parti, diceva che le fotografie erano come musicali, perché non hanno una definizione, sono aperte a tutti, no? E poi, come dico, che ognuno capisce solo quello che sa e quello che vede, è una grande verità, non puoi spiegare niente, capisci? Tu vai a sentire Beethoven, tu piangi, lui ride, chi ha ragione? Beethoven ti spiega se devi ridere o piangere, dico Beethoven per dire un'eccellenza di pensiero umano, no? E come la fotografia, per me è una storia democratica,
è democratica la fotografia, perché la fotografia è seriale. Seriale vuole dire che appartiene a tutti. E te quando vai a comprare la nonna di Beethoven o la Divina Commedia, chiedi quante copie ce ne sono? Ma sì, ci sono i mercati che danno le regole e vanno rispettate, vengano che rispettati. Volete le esclusive? Le esclusive si pagano. E poi capisci, quello che fotografiamo è quello che siamo. La fotografia è il fotografo, è una parte di noi stessi che va a prendere una volta che prendi coscienza di quello che fai, no? Se invece la fotografia te la fa la macchina fotografica, se io do la macchina fotografica alla scimmia maestrata, ti fai il ritratto, ti spinge, ma cosa ti fa? Lei non ha fatto niente, capisci? Di conseguenza la coscienza è nel capire perché fai le cose e perché le fai. Facendo le cose è importante capire perché le fai, se non capisci perché fai le cose sei la scimmia che fa clic. E quindi perché la fotografia è, diciamo, quella disciplina più facile da fare, ma proprio perché la più facile è la più difficile. Perché? Perché anche una scimmia ti fa il ritratto, se gli dai il pennello o la matita non te lo farà mai. E allora è facile per tutti fare clic e viene la foto, ma il clic lo fa la macchina fotografica, no? Non lo fai più tu. Sei tu che gestisci col pensiero, cuore, emozione, perché bisogna sempre pensare che la meta non è davanti, la meta è dentro, è qui, perché proprio l'incomprensibilità della vita che conta di più quello che non si vede che quello che si vede. Quello che non si vede è il nostro pensiero, il nostro cuore. Quando voi vedete una quercia di millenaria, vive in funzione di quello che non vedete, la radice è il pensiero e il cuore. E allora se non coltivate la radice, se non prendete coscienza della radice, capisci? E quello che vedi è in funzione di quello che non vedi. Senza quello che non capisci, quello che non vedi, non potrai mai esprimere quello che devi vedere o far vedere o testimoniare. E questa è la natura che ce l'insegna. È come quello del cambiare sempre per rimanere quello che si è. Un albero non cambia sempre per rimanere quello che è. Il giorno che non cambia più muore. Per quello io continuo a fare cose diverse. Per continuare, come diceva Majakovsky, vomitate la vostra intelligenza. E per non annoiarmi, ma ragazzi, ma la noia è una bestia mortale. Io gioco sempre, scherzo sempre. Io unisco il dilettevole al faceto, proprio per non rimanere sempre ingabbiato lì. Ma vi rendete conto che ho fatto corsi in 40 anni in tutto il mondo, programmi scolastici del Guggenheim, ma senza insegnare niente. Ma cosa vai a insegnare? Che presunzione ho di andare? Cosa vengo a dirti diaframmi? Non li so neanche io. Io cerco di farvi capire che bisogna avere un'identità. L'identità è prendere coscienza di quello che sei, in funzione di quello che sei fai la tua vita, non devi spiegare niente a nessuno, perché se spieghi quello, a ogni passo che fai, quello che fai, non fai neanche 20 metri, non devi vergognarti di niente. Bisogna lasciarsi andare, capisci? Fare entrare il processo naturale, cuore e pensiero, raccoglieranno il nostro invisibile e renderlo visibile. Cioè è un processo abbastanza semplice. Difatti, se io vi facessi leggere le lettere che mi scrivono i laureandi o le laureande della LUISS di Roma, il Politecnico di Torino, allora mi dice: ma che cosa gli racconti in 5 giorni per ricevere una lettera del genere? Non gli racconto niente, non sono mica un prestigiatore, uno che addormenta la gente, no? Cerco di essere uno come loro per farli diventare quello che sono e non farli diventare quello che io vorrei che diventassero. E poi c'ho gente che ha fatto i corsi, non è la corte dei miracoli il mio corso, non è, ha fatto il corso con Fontana e sono rimasto un coglione in fotografia, cazzi tuoi, perché sono diventato un genio, merito e demerito sono di chi frequenta queste cose. Però anche se uno non diventa niente, però quello che mi fanno piacere quando dicono è stato un viaggio dentro noi stessi. Questo è importante, no? Non vi faccio perdere tempo. Te fai qualsiasi cosa tu faccia, fai un corso con me di 6 giorni, alla fine mi stringi la mano, ti ringrazio perché mi hai tirato fuori le cose che avevo di me stesso, la parte nascosta della luna, come abbiamo tutti, che non sono mai attentato di affrontare, e adesso ho scoperto più verità in quello che non conosco, che era dentro di me, che in quello che conosco. Quello che conoscete è quello che vi hanno insegnato a conoscere.
sono regole, insomma, a Gesù Cristo, come dicono in dialetto. E quello è il mio approccio col prossimo e con la vita. E non solo. Alla fine, così sempre se leggete Plinio, 1100, non so, dopo Cristo, ma noi grandi filosofi orientali, per quelli, capisci, alternavano il gioco al fattore serio per staccare la mente dalla mente, se no ti imbrogli, non capisci più niente. A fine corso, sai, i laureandi mi dicono: maestro, la barzelletta, ma la barzelletta non perché io gli racconto la barzelletta, capisci? Perché siamo tutti fra amici, io sono uno che gli racconta anche la barzelletta come si racconta fra amici. La barzelletta ha questo valore, capisci? Se no rimangono lì incappellati, non si ossigenano mai, inossiggenata diventa la barzelletta. Beh, ma c'era anche lui lì, all'Exio Magistralis, al strapieno lì alla Triennale. Alla fine di questo si vede che qualcuno sapeva, è saltato su uno e fa: ci racconti la barzelletta? Vabbè, questa dopo però, eh. Alla fine? Alla fine, lo facciamo alla fine. Sì, alla fine, no. È chiaro. No, per ti faccio un'altra domanda io. Posso? Ma fai quello che vuoi. No, perché in realtà, allora, intanto volevo precisare meglio quello che dicevo all'inizio, cioè che comunque nella mostra potrete davvero apprezzare alcuni ingrandimenti fotografici che noi consideriamo comunque degli exhibit prints, cioè delle fotografie che sono state prodotte per esposizione. E poi ce ne sono delle altre, questo lo vedrete perché le fotografie sono firmate da Franco Fontana, intitolate e datate, che invece provengono da collezioni, no? Sono fotografie specifiche per il mercato della fotografia. Quindi questa è una prima distinzione. La seconda precisazione è che è assolutamente vero, nel mondo della fotografia e quindi di conseguenza nel mondo del collezionismo, l'originale, questa come dire non è è una convenzione, preferisco dirla così, non è una regola, l'originale non è il negativo, l'originale è la stampa. Ma questo, come dire, è una convenzione che ha a che fare con quello che diceva Franco, cioè nel senso che un conto è scattare un'immagine, poi con il negativo abbiamo un'immagine latente, finché il negativo non è sviluppato rimane lì, no? Decidiamo noi se poi vederlo o meno. Ma diciamo il processo di stampa fatto in casa o fatto da qualcun altro e magari diciamo coordinato dall'autore, è un processo che è fondamentale perché la quantità di informazioni, modifiche, aggiunte o ritagli che tu puoi fare è pressoché infinito e quindi la convenzione a cui faccio riferimento stabilisce che l'opera finale completa risiede nella stampa positiva, finale, quindi non nel negativo. Quindi la stampa che voi vedete è da considerare davvero l'originale. Nell'altra mostra che anche il professor Brunetta citava e che abbiamo portato ai Tre Occhi di Sebastião Salgado, dove potrete vedere delle stampe altrettanto belle, tutte in bianco e nero, un po' come diceva Franco, un po' da talebani. Ecco, anche qui, come dire, sono il frutto di una mediazione, perché per gli stessi motivi che dicevi tu, Salgado abbandona, è stato in giro 8 anni e ha fatto 32 viaggi. Se avesse dovuto usare la pellicola avrebbe dovuto girare con un tir di pellicole, no? E peraltro continuando a passare per i raggi della sicurezza, dei controlli degli aeroporti avrebbe rischiato moltissimo. Quindi passa al digitale perché appunto col digitale riesce a controllare gli ISO e la sensibilità della pellicola. Quando torna indietro, paradossalmente, dal digitale realizza delle stampe, attraverso queste riottiene dei negativi, perché comunque lui vuole un negativo in bianco e nero, questo negativo bianco e nero viene scansito nuovamente e dalla scansione del negativo viene realizzata la stampa finale. È un processo un po' contorto, che però, come dire, come potrete vedere, vi dà la qualità che potrete apprezzare nella mostra di Salgado, che, come dire, non manca certo questo. Io volevo farti una domanda, però che, come dire, vorrei che tu ti mettessi in gioco, perché secondo me tu hai delle responsabilità, voglio dire, comunque sulla visione.
Franco, lo dicevo prima, si muove negli anni 60 e intorno a sé ha un contesto culturale che, come dire, nei confronti della rappresentazione del paesaggio si muove attraverso due canali molto precisi. Da una parte c'è il Touring Club che fa un lavoro strepitoso, un lavoro di documentazione e un lavoro editoriale che mai nessuno ha fatto. Adesso, come dire, non voglio fare classifiche, ma forse nemmeno la De Agostini, che era più una mappatura. Il Touring Club proprio fa un lavoro, e tu hai fatto anche delle cose, se non sbaglio, con loro. E quindi che diventa un paesaggio problematizzato, cioè un paesaggio, come dire, che porta con sé non soltanto l'idea della bellezza e dell'estetica, ma anche di tutto quanto, diciamo, gli aspetti problematici. E dall'altra parte abbiamo le cartoline, voglio dire, il prototipo, il pregiudizio, no? Il luogo comune è questo. E Franco Fontana si innesta in questo doppio canale, da una parte di una consapevolezza nei confronti del paesaggio e dall'altra invece le cartoline. Tant'è che di lì a poco Quintavalle lancia quel grande progetto che è Viaggio in Italia per ragionare proprio su un'estetica ulteriore e diversa da questi due che sono prototipi. Quindi, come dire, tu hai delle responsabilità perché come dire, ci stai proponendo, ci hai proposto, le tue immagini, che tu lo voglia o no, sono delle icone e quindi sono diventate le fotografie di paesaggio. E quindi quello che mi interessa dirti adesso è appunto come dire, fare un po' un ragionamento sul tema della memoria, che so che è un tema molto caro a te. Sempre pochissimo tempo fa io leggevo, pensate, che 1/3 degli inglesi, questa è una ricerca, sotto i 30 anni non sa qual è il proprio numero di telefono di casa senza consultare il cellulare. Pur avendo superato la trentina da oltre 2 decadi, confesso di essere affetto dalla stessa sindrome. Negli Stati Uniti sono nella norma, ormai un'infima minoranza di americani sa più di 5 numeri telefonici a memoria. Che bisogno c'è? Abbiamo dato in outsourcing una delle facoltà più antiche e preziose dell'umanità, la memoria. Che senso ha ricordarsi il percorso stradale da qui a casa della mamma, se tanto abbiamo Google Maps che ce lo indica, eccetera, eccetera. Che senso ha ricordarsi le date, no? Pensate che sempre questa ricerca diceva che 2/3 degli studenti americani non sanno la data della guerra civile che diede forma agli Stati Uniti attuali e 1/5 di loro non ha la più pallida idea di chi fossero i nemici nella seconda guerra mondiale. È tutto un accumularsi, no? un distinguersi. Eppure, sempre questa ricerca, e qui entri in gioco tu e dici, questo ricercatore dice una serie per ricordarsi meglio, no? Il cervello, e questo probabilmente anche il professor Brunetta potrà dirci delle cose, più le immagini sono vivaci e impressionanti e più diventa facile usarle come custodie dei ricordi. In francese apprendere a memoria si traduce imparare col cuore, un riferimento al potere emotivo che attiva questa facoltà mentale speciale. Anche perché se cambiamo emisfero e arriviamo diciamo in altre culture che non sono appunto quella occidentale, l'imparare a memoria rimane una delle pratiche che sembra essere ancora quella più efficace ed efficiente per ricordare. Allora io credo che appunto le fotografie di Franco, forse ci ho messo troppo tempo a farti la domanda, ti chiedo scusa, come dire, hanno a che fare con questo sentimento della memoria. Ah, ma la memoria ce la portiamo tutti dietro, no? È importante rimuoverla. Beh, ce la portiamo tutti dentro, è importante rimuovere la memoria per continuare ad andare avanti senza tanti fardelli che ti condizionano l'eventuale progresso. Sì, la memoria è guai. La memoria non è la creatività, la memoria serve per sapere come si chiama mia moglie, lui per andare a casa, ma non serve per fare un quadro, la memoria, un creativo. La creatività è di istruzione, no?
e morire per rinascere, cioè reinventi, continua a reinventare quello che ci circonda in un modo differente da come si è abituati a vedere, perché nessuno accetta, diciamo, l'arte o la creatività uguale a quello che si vede, no? Tu pretendi di vedere le cose che non hai mai visto, cioè quell'invisibile che lui ti fa vedere in un modo diverso. Picasso non faceva le donne coi 3 occhi, e te stai un'ora a guardare il quadro di Picasso coi 3 occhi, perché c'è una verità e l'altra verità è la verità del caos. Il caos ti crea un disquilibrio, no? Ma è quello che è come un terreno incolto. Se non c'è il rinnovamento, non c'è progresso, non c'è futuro. Io cerco di continuare a coltivare questo mio terreno incolto, che per fortuna c'è ancora, perché il caos è quell'ordine non ancora capito, e però è quello che ti rinnova tutto. O no? No. Allora proviamo Beh, grazie a Franco ancora per la disponibilità. Se da parte del pubblico c'è qualche curiosità, diciamo non di tipo tecnico e tecnologico come ha chiesto Franco, però accettiamo tutte le domande qua, no? Sì, vabbè, domanda rispondo purché non sia troppo difficile. Non fatemi domande intelligenti, domande normali. Prego, qua davanti c'è una... C'è stato un grande fotografo del circolo fotografico modenese che si chiamava Renzo Cambi. Sì, Renzo Cambi, sì. Ecco. C'è qualche attinenza? Lei ha avuto qualche ispirazione? Oppure... No, il grande ringraziamento che posso avere nel rapporto d'amicizia che ho avuto con Renzo è che lui ci ha portato in questi posti che da solo non ci sarei mai arrivato. Sì, perché chi va a pensare di andare al centro della Basilicata Puglia a fare cosa, a cercare cosa, se non sapeva niente, no? Lui è stato una specie di esploratore, no? Ecco, quindi... E lui mi ha portato, non solo mi ha portato anche altri 3-4, tutti gli amici modenesi, no? A vedere questi posti dove io ho trovato una mia materia prima, no? Ecco. Sì, non è che se tu fai lo scultore io ti porto dove c'è il marmo, tu fai un pezzo di marmo e sono io che ti ho fatto fare quel pezzo di marmo. No, la materia prima è a disposizione di tutti, come l'alfabeto. Certo. Io scrivo Buon Natale, Dante Alighieri fa la Divina Commedia, capisci? E quindi la materia prima non è... L'affinità con Cambi era soprattutto d'amicizia, capisci? Perché le mie foto non hanno niente da spartire. Io ricordo molti paesaggi di Cambi. Sì, ma sono tutti diversi. Sono più illustrati, più straordinari, il gioco di luci, ma non hanno niente a che vedere con questi tipi di paesaggi dove c'è una cancellazione in favore di un'elezione. La fotografia è solo un pretesto, ecco, in questo senso, no? Ci hanno un significato non formale, di forma, che è quella che ti autentica la vita. A me interessava solamente dal punto di vista storico. Beh, ma era un uomo straordinario. Accettare eventuali connivenze anche dal punto di vista del... eravamo due punti di vista differenti, cioè lui faceva il suo lavoro, tanto di cappello, io facevo il mio. Quando ho fatto quella foto poi che è andata per la diffusione del pensiero francese, c'era anche lui in ascensore. Lui era più vecchio di lei? Cambi, aveva più anni? Lui era più vecchio di me. Sì, aveva più anni, certo. Ma noi vecchi non dovete mai diventare, ragazzi. No, mai. Non si è mai troppo vecchi per non essere felici, io lo sono. No. Se no, che vecchi? Il vecchio, la vecchiaia, chiaro, non è... La gioventù non è sull'epidermide, no? Le che? Sì, magari sì. Va bene, grazie. Ci sono altre curiosità, altre domande? Sono tutti felici, quindi sì, sono tutti giovani. Passiamo. Allora, se... Grazie. Come? Certo. Ecco, allora, intanto volevo dirvi che chi vuole... partecipare al workshop con Franco Fontana 11 e 13 aprile mi dicono, appunto sarà 11, 12, 13, 3 giorni con Franco Fontana qui a Palazzo Franchetti. Abbiamo un'aula didattica proprio su
secondo piano, terzo piano, non ha importanza, e potete rivolgervi alla segreteria della Casa dei Tre Oci per avere tutte le informazioni. Franco, devi raccontare una barzelletta? No! E adesso se l'aspettano No, gli ho tutti. fatto l'esempio, capisci? L'esempio che, insomma, Se l'aspettano. la vita è a Grande 360 gradi. richiesta, Non è la vita... Niente? Cosa? Cosa vogliono? La barzelletta. Se l'aspettano tutti. Volete la barzelletta? La grande La vuole alzi la mano. Chi non la vuole, ho detto. No, Vedi, in tanti. Chi la vuole alzi la vai, mano. vai. ignoranza assoluta. Neanche il PD. La faccio così, siamo come quando si va a cena con gli amici. Va bene così? Sì. Visto che abbiamo parlato solo di cose serie, poi alla fine ricorderete solo la barzelletta. Allora, il superfluo. Di Shakespeare, toglietemi tutto ma non il superfluo. Non, come si chiama? Il Braille. No, Shakespeare, che non giocava nella Juventus. No, allora c'è questa coppia, lui 105 anni con la moglie di fianco. Li intervistano. Signor Augusto, complimenti, 105 anni, ancora lucido, che può spiegare, parlare, conversare, giocare, ma è magnifico, è magnifico. Sì, non posso lamentarmi, 105 anni non posso lamentarmi. Ricordo anche il sergente, qui il sergente là, no? Alfa, ma cos'è che le manca di più? Cos'è che le manca di più? Alfa, quello che mi manca di più è la memoria e l'amore è finito per sempre. E allora la moglie sotto gli dice: ma cosa dice Augusto? L'abbiamo fatto questa mattina, vede la memoria?